Buonasera a tutti e a tutti. L'Istituto Gramsci è per ora in esilio, ma fortunatamente Legambiente ci ospita sempre generosamente, perché stiamo facendo dei lavori nell'archivio, mettendo ordine nell'archivio, perché un archivio disordinato è come se non ci fosse, come le biblioteche disordinate, pure quelle sono come se non ci fossero. E oggi è un'altra tappa di questo filone di interventi che fa l'Istituto Gramsci su problemi importanti della vita collettiva. Abbiamo fatto quella sul ponte che ci sta ancora a cuore e non so se non è già troppo tardi, qualunque manifestazione si faccia. Abbiamo fatto poi quella sull'intelligenza artificiale, un altro problema, una prospettiva importante di cui è bene discutere, e oggi sul nucleare, di cui si parla chiaramente, se ne parla, mentre il discorso sembrava essere svanito completamente, oggi se ne parla molto. Vogliamo perciò, invitando due esperti con orientamenti diversi o comunque che possono contribuire a questa discussione, oggi parleremo di questo tema. Marina Turco coordinerà il dibattito. Grazie professore, buon pomeriggio a tutti. So che c'è una gentile ospite di Legambiente che vuole dare un saluto a sua volta, penso si stia avvicinando, eccola, mi pare giusto. Ah, ciao! Ci conosciamo. Molto in gamba. Grazie per la fiducia. Ci tenevo a fare un saluto a nome di Legambiente Sicilia. Io sono Vanessa Rosano, direttrice di Legambiente Sicilia. Per noi il tema dell'energia, del rinnovabile è un tema cruciale. È il principale strumento, quello della transizione energetica che abbiamo per confrontarci con il problema del nostro tempo, che è quello dei cambiamenti climatici, anzi della crisi climatica in atto, come giustamente anche la scienza ha cambiato il linguaggio per descrivere gli effetti dei cambiamenti sui nostri territori, non solo quelli lontani ma quelli in casa. Le soluzioni devono partire però dal locale, quindi anche sull'energia. Penso che il confronto, il dibattito sia qualcosa di utile per crescere e andare oltre, no, il contrasto a una tecnologia, perché non è di questo che si parla, ma è una scelta politica di transizione di un paese. Chiaramente non è un mistero, Legambiente spinge per le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, la soluzione che vogliamo per il nostro paese, ed è quindi in qualche modo in contrasto all'energia nucleare che ci allontanerebbe dagli obiettivi dell'Agenda 2030. Per diverse ragioni, insomma, non voglio anticipare il dibattito, da quelle economiche a quelle della sicurezza, all'innovazione tecnologica, eccetera, eccetera. Se i 2 referendum non sono bastati a allontanare questo tema, vuol dire che c'è bisogno ancora di parlare del presente e del futuro energetico del nostro paese, per cui questi momenti anzi andrebbero replicati in tantissimi territori, soprattutto in una Sicilia che sta vivendo un cambiamento. Sappiamo, no, che abbiamo sole, vento, ci sono parchi eolici, parchi fotovoltaici, c'è un dibattito anche sull'agrivoltaico, no? C'è un cambiamento nelle tecnologie, nella produzione del nostro mix energetico, anche in base alle scelte recenti dell'attuale governo, che ha bisogno di essere accompagnato da esperti e esperte che possono guidare verso una maggiore consapevolezza del momento storico che stiamo vivendo e le scelte che dobbiamo fare oggi. Quindi grazie per aver proposto un momento come questo e speriamo di vederne tanti così. Grazie. Mettiamo qua questo. Sì, no, questo è per me, professore. Il vostro è quello là col filo. Volevo fare una piccola citazione, spero spiritosa.
Anni fa un attuale europarlamentare, a lungo sindaco di Palermo, mi disse in occasione di un convegno che organizzammo con Lina Prosa e Anna Barbera, che sono qui del centro Amazzone, arrivò all'Osteri, eravamo lì, insomma non eravamo tantissimi ovviamente, e ci disse: mi avete fatto trovare i parenti della zita, ci rimproverava perché eravamo in pochi, ma da noi anche pochi, almeno alle nostre latitudini, sono tanti, perché fare da moltiplicatori di divulgazione in Sicilia è veramente complicato e anche essere pochi può significare tanto, soprattutto quando si parla di una istituzione così preziosa come l'Istituto Gramsci, che io seguo da tantissimo tempo, da quando ero studentessa al liceo. Poi toccare questi temi così delicati è sempre un po' camminare su un campo minato. La Nemesi vuole che oggi abbiamo due docenti importanti che sono stati l'uno allievo dell'altro, non solo. Uno è stato anche ingegnere nucleare, salvo pentirsi lungo il suo percorso, un percorso di redenzione, ed è il professore Butera. Ci raccontiamo questa storia perché le cose che ci sembrano lontane poi all'improvviso si avvicinano in Sicilia, ed è giusto sapere che cosa sta accadendo in un campo così delicato come quello dell'energia. Salutiamo dunque i nostri relatori, che sono Federico Butera, non devo certo presentarvelo, professore emerito di fisica tecnica ambientale del Politecnico di Milano, e Alessandro Di Maio, che è professore ordinario di impianti nucleari dell'Università di Palermo. Sono due persone che si conoscono bene, appartengono a generazioni diverse, ci siamo preparati a questo incontro con un confronto molto interessante. Rimango orfana di una serie di informazioni che spero di avere questo pomeriggio, partendo da un piccolo sondaggio per alzata di mano che mi ha suggerito lo stesso professore Butera, che ha organizzato un'iniziativa analoga ad un festival della letteratura a Mantova, cioè in Lombardia, dove si gioca una partita sull'energia molto più importante che da noi, questo va sottolineato. E allora la domanda è questa: chi è favorevole al nucleare in questa piccola platea? Abbia il coraggio di dirlo? Nemmeno uno, forse ce n'è uno laggiù. Così, uno timidamente favorevole. Professore Di Maio, questo è tutto lavoro per lei. Vedremo alla fine del nostro dibattito, che durerà all'incirca un'ora e 30, poi ovviamente apriremo un po' al confronto se qualcuno ne avrà voglia, e nel frattempo magari arriva anche qualcun altro. Direi che per rispetto generazionale tocca a te, professore Butera, cominciare a spiegarci qual è la tua posizione. Parti in vantaggio perché la platea è a tuo favore, però vedremo. No, ma non mi piace. Sì, va bene. Anziché fare le torsioni tipo... Sì, certo. Esatto. Ci mettiamo là, io, il professore Di Maio, ed evitiamo di fare scenette tipo l'esorcista. Bene. Tocca a me iniziare. Io ho preparato una breve presentazione perché vorrei semplicemente affrontare il tema attraverso quello che il governo ha detto di voler fare. Questa slide l'ho presa proprio dalla presentazione fatta da Picchetto Frattin del decreto, del disegno di legge nucleare sostenibile. A me sembra un po' un ossimoro, ma questa è un'altra storia. E vediamo quindi che cosa dice, e io vorrei esaminare con voi se è accettabile o no quello che sostengono, e per cui decidono che l'Italia esca dalla posizione originaria, che era di non avere impianti nucleari nel Paese. Allora, quello che dice, ho ripreso pari pari dall'introduzione al disegno di legge, dice che il ricorso al nucleare garantisce, primo, sicurezza e indipendenza energetica, 2, produzione di energia stabile e programmabile, che significa, è ben noto che al sole non comandi, al vento non comandi, quindi se vuoi avere la garanzia di avere l'energia elettrica quando ti serve, certo qualcosa devi fare, mentre quello che dice il governo è, sai che c'è, lì dove manca
te la faccio mettere col nucleare. In questo modo hai la garanzia che hai sempre l'energia elettrica che ti serve in qualsiasi ora del giorno e della notte. Terzo punto, sostenibilità dei costi, cioè c'è il tema ricorrente, l'Italia è nei guai, la povertà energetica, che è vero, ma sta aumentando perché il costo dell'energia, gas ed elettricità, sta crescendo in maniera spaventosa. Le imprese italiane sono messe fuori mercato dal fatto che l'energia elettrica costa molto di più che nelle altre parti d'Europa e quindi dice il governo, sai che c'è, con il nucleare noi abbassiamo i costi di produzione e quindi abbassiamo il prezzo dell'energia. Bellissimo. Esaminiamo uno a uno questi punti. Sicurezza e indipendenza energetica. I fatti. Non abbiamo miniere d'uranio. Tra l'altro il 43% dell'uranio attualmente usato nel mondo proviene dalle miniere del Kazakistan. Non abbiamo impianti di arricchimento di uranio. Se non lo arricchisci, cioè se fai un certo processo, non sto a raccontarlo, per cui devi cambiare il rapporto tra isotopi dell'uranio nel materiale che adoperi, non puoi far nulla, non ti serve per fare il combustibile nucleare. Piccolo particolare, la capacità di arricchimento nel mondo è distribuita 43% Russia, 40% circa, diciamo, paesi occidentali, il resto Cina. La Russia fornisce attualmente Stati Uniti e i paesi europei che hanno reattori nucleari e evidentemente le sanzioni su questa faccenda sono state messe da parte perché sennò si fermano le centrali. Non abbiamo neanche la capacità di produrre il combustibile nucleare, che è un'altra fase ulteriore. Non abbiamo la capacità di riprocessare questo combustibile, va fatto necessariamente, per quelli che avevamo reattori, ancora i francesi hanno le scorie del combustibile riprocessato a suo tempo. È una fonte fossile finita, che si trova qui, come qualsiasi altra fonte fossile, qualsiasi commodity cosiddetta, è soggetta a fluttuazione del prezzo. Motivi geopolitici, motivi economici, speculazione finanziaria, tutto quello che volete. Il prezzo del combustibile nucleare non potrà essere costante e prevedibile. Cioè il passaggio da una dipendenza, quella dal gas e dal petrolio, a un'altra. Com'è che si siano convinti che ci dà sicurezza e indipendenza energetica? Vorrei capirlo. Quando, devo dire così a occhio, il sole e il vento, per quanto io ne so, non è che ce lo possono levare. Quindi diciamo che questo primo punto è falso. Il secondo è giusto, è vero. Abbiamo il problema della programmabilità. Il nucleare può certamente fare questo mestiere di andare a integrare l'energia elettrica quando manca. Il problema qual è? Che questa condizione è in contrasto con quella successiva che viene, con il terzo punto, vedremo tra poco perché. E comunque questa funzione di compensazione della mancanza lo puoi fare benissimo con gli accumuli di energia. Vediamo allora perché il terzo punto non è sostenibile. Qui il ragionamento è un po' delicato, spero di riuscire a raccontarlo. Questa tabella viene da un recente rapporto del la più autorevole istituzione che ci sia al mondo sull'energia, che è l'Agenzia Internazionale dell'Energia, che dice che quelli sono i costi, vedete, nucleare nel 2023 $170 a megawattora, cioè unità di energia, solare fotovoltaico 50, eolico a terra 60, eolico a mare 70, poi questi costi si abbassano per tutte queste tecnologie via via che si va avanti nel tempo.
Di fronte a questo uno dice, beh, insomma, non c'è partita, c'è niente da fare. Però bisogna essere corretti e dire, momento, tu non puoi confrontare il solare e l'eolico col nucleare, proprio perché il solare e l'eolico non sono programmabili, quindi non hai il bene di poterli avere sempre, e se vuoi renderli programmabili devi aggiungere al costo del solare il costo dei sistemi di accumulo, batterie o quant'altro, quindi non è confrontabile, giustamente. Giusto, è verissimo, e quindi questa operazione va evitata, questa mistificazione, diciamo, del confronto. Però attenzione, quei prezzi per il nucleare sono condizionati da una qualcosa di cui nessuno parla mai, ed è quanti kilowattora all'anno quel parco nucleare produce rispetto a quello che potrebbe produrre se andasse a tavoletta. Cioè i costi sono per un parco nucleare o la singola centrale, come vuoi tu, che funziona per un certo numero di ore l'anno a piena potenza. Vedete quei numeri, c'è capacity factor nella seconda zona di questa tabella, dove c'è scritto 70, 75, 75, cioè la IA dice questi numeri valgono se la centrale nel 2023, cammina producendo il 70% dei kilowattora che potrebbe produrre se andasse a tavoletta tutto l'anno. Ah, va bene, ma che me ne frega? E me ne frega sì. Perché sapete che c'è? Che col nucleare, vale un po' per tutto, ma per il nucleare molto più che per altre tecnologie, man mano che diminuisce il numero di kilowattora che io produco ogni anno, aumenta enormemente il costo del kilowattora. Lasciatemi fare un esempio, è come per l'automobile, che ha lo stesso rapporto, costo a capitale elevato, costo di funzionamento relativamente basso. Io ho una macchina che mi costa 10.000 euro all'anno, faccio 10.000 chilometri, il chilometro quanto mi costa? 1 euro. Faccio 1.000 chilometri, quanto mi costa un chilometro? 10 euro. Faccio 100 chilometri all'anno, quanto mi costa? 100 euro. Cioè già con 10 euro mi conviene prendermi il taxi e non comprarmi la macchina. Col nucleare è uguale, meno kilowattora produco, più mi costa il kilowattora. Quindi quei numeri non sono più veri, aumentano. Eccolo qua. Questo vale per una centrale nucleare, è stato elaborato questo grafico, tra l'altro per una cosiddetta small SMR, che poi non si è fatta. Come vedete, se passi dal 95% prodotto rispetto a quello che potevi produrre al 15% di quello che prodotto rispetto a quello che potevi produrre, 9 volte di più il costo. E questo non è da poco. Poi di questa faccenda si sono occupati alcuni ricercatori. Fraunhofer Institute, una istituzione di ricerca tedesca assolutamente affidabile e di grande importanza, questi signori hanno fatto un po' di conti e hanno visto e hanno messo da una parte quanto ci costerebbe il solare con l'accumulo, dall'altra quanto costa il nucleare tenendo conto di questa faccenda. Prendiamo il nucleare, l'ultima colonna a destra, quella grigia, a seconda altre ipotesi, il tipo di nucleo di centrale, quanto ci si mette per costruirla e così via, però facendo variare questo, si chiama capacity factor, cioè questa percentuale di ore di lavoro rispetto al potenziale, si scopre che se io vado a tavoletta sempre mi costa 136 euro a megawattore. Se invece ho una forte fluttuazione e intervengo per coprire i deficit, mi costa 490 euro a megawattora.
Per il solare vale una fluttuazione pure grande che dipende sia dal tipo di impianto ma anche da quanto accumulo io metto. Qual è il punto interessante di questa analisi? Sono tutti costi 2024, di pochi mesi fa questo rapporto, in Germania, con i costi che sarebbero in Germania, in Italia non sarebbero molto diversi. Per il solare la variazione dipende anche da quanta energia solare c'è, ovviamente, perché la Germania ha l'estremo nord, c'ha anche poi la Baviera che è molto meglio, in Italia quindi sarebbero anche più bassi. Quindi vediamo che il costo massimo del solare con accumulo è inferiore al costo minimo del nucleare. Mettiamo che è un po' esagerato e sbagliato, si possono sovrapporre, però la realtà è che abbiamo la possibilità di andare a quei valori molto elevati. Australia, Xiro. Lo Xiro è l'equivalente dell'Enea italiano, no? Hanno fatto uno studio analogo, loro non hanno nucleare, però si pongono il problema e stanno andando verso le rinnovabili. Il risultato è identico. Il nucleare convenzionale confrontato col fotovoltaico o eolico con l'accumulo, vedete che il minimo del nucleare convenzionale, che ha pure questa oscillazione per le stesse ragioni, che l'hanno calcolato per diversi valori della produzione rispetto al producibile, sia nel 2024, quindi hanno deciso che infatti il nucleare non lo fanno perché non gli conviene, ancora a maggior ragione la differenza si fa al 2030 quando si abbassano i costi di tutto, ma quindi così. Allora, queste sono delle evidenze, guardiamo un po' in Italia che succederebbe in particolare. Spero sia comprensibile. La linea rossa è la linea ora per ora, vedete dall'1 alle 24 delle rinnovabili. La notte, 1, 2, 3, 4 di notte è basso perché il sole non c'è, poi il sole sorge, sale e scende, mentre la linea blu è quello della domanda, l'andamento proprio quello viene dalla Terna, quindi è la domanda reale della situazione elettrica italiana, che è bassa di notte perché stiamo tutti dormendo, poi di giorno aumenta perché ci sono le attività economiche produttive. Questa è una giornata abbastanza tipica in cui vediamo che la rinnovabile è sempre più della domanda, tranne che nelle ultime ore del giorno, quando invece la situazione si inverte e ecco che dovrebbe intervenire il nucleare. Due cose. La prima è che non solo quando facciamo una cosa del genere perdiamo tutta l'energia in più prodotta, perché se c'ho il nucleare non l'accumulo naturalmente, no? Inoltre, per tutta la giornata lavora un pochissimo, quindi il numero di kilowattora che potrebbe fare è molto più alto rispetto a quello che fa. Quindi questo famoso fattore di percentuale di quanto produco rispetto a quello che potrei produrre è molto più basso. Certo, questa è una giornata che va da maggio a settembre, d'inverno non è esattamente così, dovrà produrre di più, però poi dobbiamo fare la media complessiva dell'anno. E comunque sia, dice, ma è troppo questo solare che ci stai mettendo, non sarà vero. No, il DDL nucleare sostenibile scrive che al 2050 noi saremo con un nucleare dall'11 al 22%, quindi solare dal 78 all'89%, cioè il grosso. Questa situazione si verificherà inevitabilmente. Quindi l'altra affermazione è falsa. Andiamo a un ultimo punto. Dice, sai che c'è? Noi rifacciamo il referendum perché l'abbiamo fatto sul nucleare vecchio, questo è un nucleare nuovo, bellissimo. Il professor Di Maio ci spiegherà in quanto è diverso, no? In realtà, il problema, al di là del diverso o non diverso, che non lo è proprio, c'è un fatto fondamentale, che non ci sono, e soprattutto non ci sono ancora dati in merito a costi e a tempi di costruzione. L'unico
small modular reactor, sarebbe il vantaggio quale sarebbe? Che si fanno in serie, si fanno in fabbrica i singoli pezzi, li monto su un camion, li vengo a montare qui a Cinisi e faccio la centrale nucleare a Cinisi, no? Ed è fatto, nel giro di poco tempo ho risolto il problema. Però qui è un collega esimio di professor Di Maio, che è il professor Ricotti del Politecnico, il quale scrive quello che vedete, cioè questo reattore non c'è, l'unico che si stava facendo è fallito perché i costi sono raddoppiati praticamente e quindi non se n'è fatto nulla. Ma c'è di più, al di là del professor Ricotti, che poi raccontava cose che sono successe. Però l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, altro l'equivalente della IEA sull'energia in generale, questa è potremmo dire la divinità nel settore del nucleare, cosa scrive? 2024, nonostante i progressi significativi, ci sono ancora alcune questioni tecniche da affrontare. Sebbene promettano costi capitali iniziali più bassi, però insomma dobbiamo vederlo, ancora non ci sono evidenze. Gli australiani addirittura vanno lisci. Beh, vediamo quanto costano, quanto costerebbero secondo noi. Come vedete gli SMR hanno dei costi enormi, anche quello con la banda ampia in funzione di quante ore li fai funzionare, ma sono assolutamente fuori scala rispetto alle altre fonti, alle altre tecnologie energetiche, con dei costi, vedete, 232 euro trasformando i dollari australiani in euro nel 2024 e 162 il minimo nel 2030, quando Pichetto Frattin se ne esce citando una cifra fornita da assolutamente imparziali, Ansaldo Nucleare ed Edison, che dicono ma che noi, l'SMR non più di 90-110 euro megawattora. Sono gli altri, ben altri valori. Ci sono ricerche che dicono che gli SMR produrranno rifiuti più voluminosi e più reattivi. Quindi qualcuno dice no, perché avremo meno scorie. No, non mi pare. Obiettivi sensibili in caso di guerra. Stiamo vedendo Zaporizhzhia, che ci dovrebbe insegnare qualche cosa. Richiedono moltissima acqua. 2 anni fa la Francia ha avuto guai seri con le centrali nucleari perché è stato un periodo di grande siccità, quindi bisognerà metterli necessariamente in riva al mare, però è la Lombardia che li vuole, insomma non si capisce bene com'è che si farà. Le scorie, problema ancora irrisolto. Il concetto è questo: se io preparo un piano di sviluppo al 2050 in cui prevedo una quota di nucleare e poi scopro che o non c'è, o costa un sacco di soldi, o ci vuole un sacco di tempo per costruirlo, e non rimango col gas, ma vuoi vedere che forse l'ideuzza dietro è proprio questa, perché magari a Leni non dispiacerebbe. Allora, mi domando, e potrebbe essere una cosa che discutiamo nel secondo giro, di fronte a queste evidenze che probabilmente magari saranno contraddette da professor Di Maio, però a mio avviso le ragioni della scelta non sono né tecniche né economiche e forse conviene che ne parliamo. Accidenti professore, mamma mia. Complimenti per la capacità divulgativa e anche per la sintesi delle slide, cosa rara in accademia soprattutto, non me ne vogliate, diciamo inintellegibilità frequentissima nelle lezioni di questo genere. Professore, tocca a te. Adesso vediamo come te la cavi. Anche perché io ho tantissime domande poi da fare a entrambi e vediamo un po' come andrà a finire. Effettivamente torno dov'ero. Fa impazzire parlare al microfono. Mi sentite se non uso il microfono? Senza vi arriva la mia voce?
non ho scampo. C'è una cosa che io non sopporto, è esattamente questa. Vediamo se così riesce a funzionare. Ok, speriamo bene. Allora, intanto buongiorno a tutti e grazie per avermi invitato. È un piacere essere qua, è un piacere, diciamo, confrontarmi con il professore Butera, diciamo, che, come dire, è un po' nell'immaginario collettivo degli ingegneri nucleari di Palermo, perché lui ha iniziato, come diceva poc'anzi Marina, da ingegnere nucleare e poi ha percorso, diciamo, un percorso differente, diciamo, un tragitto lungo e glorioso. Io proverò, diciamo, a non convincere tutti tranne uno, diciamo, nucleari, grazie, di voi, diciamo, che in un qualche modo, diciamo, avete professato, diciamo, una posizione antinuclearista. Proverò, diciamo, a convincere il professore Butera, che è cosa ben più ardua e quindi ben più motivante sotto questo punto di vista. E direi che, ascoltando la presentazione del prof. Butera, al di là di alcuni piccoli numeretti sui quali possiamo discutere, che in realtà, diciamo, con un po' di ingegneria riescono a trovare una matrice comune, e quindi al di là di alcune ovvie, diciamo, e attendibili divergenze di opinione, c'è un punto finale della relazione del professore Butera, a cui poi perverremo, che non mi vede così distante come probabilmente, diciamo, si può pensare. Però questa è una considerazione di carattere politico, diciamo, che in un qualche modo attiene ai convincimenti personali, e interpreto la mia presenza qui più come un momento, come dire, di chiarezza dal punto di vista tecnico-scientifico che non altro, e in questo modo ho impostato in un qualche modo la mia chiacchierata. Ora, diciamo, il punto di partenza che io amo utilizzare, da cui amo partire nelle chiacchierate di questo tipo che ogni tanto mi capita di fare, è quello che riguarda, è un po' lontano, ed è il punto, diciamo, dello sviluppo sostenibile. Lo sviluppo sostenibile, diciamo, come emerge nella sua prima definizione in questo Brundtland Report dell'87, insomma, alla fine degli anni 80, è quel tipo di sviluppo che ci porta a soddisfare le esigenze che abbiamo, in maniera tale da non compromettere la possibilità delle prossime generazioni, le generazioni future, figli, nipoti, pronipoti e così via, di poter fare la stessa cosa, di avere la stessa chance quando sarà il loro momento. In questa definizione io ravviso due punti che sono molto importanti e su cui vorrei, diciamo, appuntare la vostra attenzione. Da un canto il primo, cioè soddisfare le esigenze che abbiamo. Dall'altro canto il secondo, cioè non fare troppo danno, non fare troppo i monelli e evitare che questo desiderio e questo, diciamo, iper-egocentrismo ci porti in un qualche modo a compromettere poi le chance dei nostri affetti principali. Ora, giusto partendo da questo punto fermo, da questo punto iniziale, tutti quanti sapete che l'ONU ha cercato di mettere un pochettino, diciamo, di ordine nelle attività che ogni singolo paese cercava di fare in tema di sviluppo sostenibile, ha tirato fuori questa agenda 2030 e ha individuato una serie di obiettivi da perseguire che sono diventati in un qualche modo sempre più mandatori per le varie organizzazioni, per i vari paesi, e tra questi l'obiettivo 7 è quello all'interno del quale si svolge la nostra chiacchierata, all'interno del quale si svolge il percorso del professore Butera, il percorso del mio e di molti noi anche non direttamente implicati nelle attività energetiche, perché di fondo tutto alla fine finisce con essere energia. L'obiettivo 7, l'SDG 7, recita clean and affordable energy, o affordable and green energy, cioè energia verde, pulita, sostenibile, competitiva. Questo è importante non solo, come diceva la collega di Legambiente, che ha detto delle cose, diciamo, alcune delle quali non condivido, ma alcune, diciamo, pienamente condivisibili. E questo vi dicevo non soltanto perché c'è un'emergenza ambientale alla quale siamo tutti in un qualche modo. Sì, prof. Dicevo, forse così è meglio, è una cosa che non sopporto, ma, diciamo, è giusto per voi. Vi dicevo, l'emergenza ambientale è un aspetto, è molto importante, è cogente, veniamo bombardati su questo tema, ma non è l'unico, perché la possibilità di avere energia libera e competitivamente disponibile serve a qualcosa che è anche più importante, cioè sradicare la povertà, migliorare la salute, aumentare la diffusione e la capillarità dell'istruzione. Questo, secondo me, assieme all'intervento sul clima, è cruciale, perché questo, diciamo,
pianeta in un qualche modo evolva in una direzione che sia più ragionevole, che sia più sostenibile. Ora, detto questo, ho sprecato qualche parolina in più, ma semplicemente per fare osservare quanto cruciale sia il ruolo dell'energia e quanto politico sia ogni dibattito e ogni discussione che verte sul tema dell'energia. Chiaramente questo, diciamo, si traduce sostanzialmente alla luce del fatto che c'è una dinamica sociale, demografica, economica terribilmente crescente, in un problema netto, evidente, diciamo, cogente di fabbisogno energetico. Ora, se andiamo a dare un'occhiata alla curva che ci dà diciamo, il fabbisogno dell'energia primaria negli ultimi, a partire dal 1800, quindi attraversando gli ultimi anni della vita del mondo, della vita della Terra, ci accorgiamo che negli ultimi 100 anni il fabbisogno energetico è cresciuto di un ordine di grandezza e l'aumento più che esponenziale della popolazione mondiale e soprattutto l'affacciarsi a standard di vita occidentali che non possiamo negare a nessuno, di nuove economie, di nuovi paesi, di nuove popolazioni, renderà ancora più ripida questa salita. Quindi c'è un problema di quantità di energia da mettere in gioco e un problema di modalità con cui questo deve essere fatto. In questo momento tipicamente viene fatto utilizzando le fonti fossili e su questo io e il professore Butera credo che siamo d'accordo. Non è una grande scelta, circa i 3/4 dell'energia primaria alla quale facciamo riferimento e alla quale facciamo uso vengono prodotte utilizzando fonti fossili. Questo crea un danno all'ambiente, questo crea un danno di carattere sociale e di carattere economico, perché produce, perdonatemi il cinismo con cui lo dico, produce un sacco di morti. Già solo l'inquinamento atmosferico da emissioni, quindi da particolato, diciamo, combusto, produce qualcosa come 5 milioni di morti all'anno, che è una cifra non banale, alla quale in un qualche modo uno deve guardare. Come possiamo, diciamo, agire? Diciamo, come dobbiamo muoverci? Su questo credo che ci sia un'ampia concordia, almeno, diciamo, sul piano tecnico-scientifico. Poi sul piano politico la questione è un pochettino più complicata e il professore Butera ha fatto bene poc'anzi a fare alcuni accenni. L'esigenza improcrastinabile è quella di adire a una transizione energetica che sia fondamentalmente rivolta alla decarbonizzazione del sistema energetico. Quindi l'obiettivo deve essere trasformare, sostituire fonti a alta emissione con fonti a bassa emissione. Questo credo che sia un punto cruciale in qualunque tipo di discussione che si possa e si voglia fare sul sistema energetico. Ora, questa decarbonizzazione in un qualche modo è già iniziata, siamo abbastanza avanti, negli ultimi 30 anni ci sono stati notevoli progressi, però questi progressi non sono ancora sufficienti. Quello che vedete alle vostre spalle, questo grafico in forma rettangolare, ci fa vedere come al di là di tutti gli sforzi che abbiamo fatto, al di là di tutti gli investimenti economici non trascurabili, soprattutto in materia di rinnovabili, ma dico subito benedetti, perché una qualunque fonte energetica ha sempre uno step iniziale, richiede sempre un'energia di prima attivazione e quindi richiede sempre, diciamo, degli sborsi economici, dei supporti che devono essere messi nel conto. Al di là di tutto ciò, come vedete, la quota rossa, quella legata alle fonti fossili, è ben oltre l'80%. E l'incremento che c'è stato negli ultimi 20-30 anni sulle rinnovabili di fatto è servito sostanzialmente a erodere in minima parte la quota nucleare che vedete abbastanza stabile sempre negli ultimi 10-20 anni. Quindi qualcosa è stato fatto, ma sicuramente non è sufficiente. Il punto qual è? Il punto è aggredire il dominio rosso. Il punto è riuscire a erodere questa quota rossa, che è la sorgente delle nostre difficoltà. Ora, diciamo, attualmente circa 1/6 dell'energia primaria globale, quindi diciamo di tutto quello che è il complesso delle fonti energetiche che servono per tante attività, i trasporti, gli edifici, il settore elettrico, circa 1/6 proviene da fonti a basse emissioni di carbonio. E qui trovate delle figurine che in un qualche modo vi fanno vedere geograficamente e dunque politicamente i paesi, le realtà che hanno maggiormente investito in questa direzione. Vuoi perché le avevano in casa, è il caso dei paesi baltici, insomma, di Finlandia, Svezia, Norvegia, vedete, là sono particolarmente verdi nel grafico in alto a destra, il che ci dice che hanno scommesso fortemente sull'uso delle fonti a basse emissioni di carbonio. Basse emissioni di carbonio vuol dire sia FER, fonti rinnovabili, compreso idroelettrico ovviamente, che nucleare. Okay? E in basso vedete le scommesse
la distribuzione geografica degli share di energia primaria dovuti da fonti rinnovabili e da nucleare. E quindi diciamo come questo tipo di come dire, distribuzione ci faccia capire come fortemente disomogenea sia la scelta e i piani d'azione che in ambito energetico sono stati fatti in tutto il mondo. Ora, sicuramente tra i 3 settori principe nei quali interviene il problema energetico, trasporti, edifici e settore elettrico, il settore elettrico è quello sul quale inizialmente giustamente si è puntata l'attenzione per tutta una serie di motivi. Su questo si potrebbe aprire una grande discussione, ma fondamentalmente perché il settore elettrico è quello più facilmente decarbonizzabile, perché l'elettricità ha un ridotto impatto ambientale nel punto di utilizzo, quindi implica anche delle minori ricadute in termini proprio di come dire, salute della popolazione, e soprattutto perché la produzione di energia elettrica è responsabile di quasi il 50% delle emissioni di gas serra. Quindi alla fine, se io riesco a lavorare bene nel settore elettrico, ho fatto bene i miei compiti a casa, mi sono portato avanti nella efficienza e nell'efficacia dell'intervento che ho messo in campo. Ora, proprio in termini di settore elettrico, il trend che si sta seguendo e che è come dire, ormai abbastanza consolidato e accertato è quello di rivolgersi, a differenza di quanto fatto, a dispetto di quanto fatto nel passato, rivolgersi all'impiego di una strategia che è fondata sul concetto di mix energetico, non più una sola fonte, non più una sola via, ma diverse vie, diverse fonti, diverse opzioni, mettiamole così, che devono essere opportunamente integrate in ragione di 3 aspetti fondamentali che concorrono contestualmente alla definizione del parco fonti che deve essere utilizzato, alla definizione dello share, quindi della quantità di queste fonti che deve essere utilizzata, che paese per paese può anche cambiare. Quali sono questi 3 fattori che devono essere presi in considerazione? L'attitudine delle varie fonti a soddisfare le esigenze del carico elettrico di base, il carico elettrico medio, il carico elettrico fluttuante o di picco. Non solo, la loro compatibilità con il contesto geografico. Se io sono un paese molto compatto posso fare un certo tipo di scelta, se sono un paese molto lungo o sono un paese molto arido o sono un paese molto montuoso farò altri tipi di scelte che saranno evidentemente differenziati. Infine, l'adattabilità di quelle che sono le caratteristiche delle sorgenti e le fonti scelte alle infrastrutture di rete disponibili, perché produrre energia non è l'unico aspetto al quale dobbiamo rivolgerli. L'energia va prodotta ma va anche distribuita, e la distribuzione è una cosa che interviene in maniera pesante. E è responsabile artefice di tanti giochetti che si possono fare con le valutazioni dei costi, con le valutazioni strategiche che giustamente ogni singolo gruppo di lavoro mette in atto. E allora io proprio da questo partirei con uno sguardo all'Italia, perché tradizionalmente io faccio questo tipo di rappresentazione guardando al mondo, perché il problema è mondiale. Però oggi chiacchieriamo d'Italia, non di Sicilia, no? Un po' meno di Sicilia, poi vi dirò perché, e quindi l'idea è: diamo un'occhiata a quello che succede in Italia, vediamo ciò di cui abbiamo bisogno e vediamo ciò che abbiamo a disposizione in questo momento e cerchiamo di capire cosa ci manca, se ci manca qualcosa, e cosa possiamo fare per poter surrogare quello che ci manca. Allora, quello che vedete qui, quello che vedrete adesso a seguire, sono tutta una serie di diapositive di una noia mortale che ci danno un'idea, che vengono tratte dal sito di Terna, che fa un lavoro egregio, che deve fare questo lavoro peraltro, e che ci danno la situazione del consumo energetico e della produzione energetica in Italia, distribuita in ragione di tanti criteri, di tanti fattori, di tanti parametri. Quello che vediamo in questo momento è il carico totale, cioè la potenza che giorno per giorno, nell'anno 2024, dal 1 gennaio al 31 dicembre, il nostro Paese ha richiesto e Terna ha consegnato. Okay? Come potete osservare, questo tipo di slide ci fa capire come la richiesta sia articolata in 2 componenti fondamentali. Una componente base, che non si vede, io non ho il puntatore, ma ve la faccio vedere col dito. Questo è il cosiddetto carico di base, cioè è la richiesta che c'è sempre,
mattina, pomeriggio, sera, col freddo, col caldo, col vento, col sole, con la notte, con l'inverno, con l'estate. Sono i treni che camminano, gli ospedali che funzionano, i frigoriferi che vanno avanti nei supermercati, le acciaierie quando c'erano, quelle poche che sono rimaste che lavorano, le fabbriche che non si possono permettere le grosse fabbriche che non si possono permettere di fermarsi, perché questo evidentemente costerebbe, sarebbe un costo di produzione non indifferente. C'è una componente media e c'è poi una componente di picco, una componente fluttuante. Fate conto che mediamente il carico di base è non meno di 20 gigawatt, cioè la richiesta minima nel 2024 è stato poco più di 20 gigawatt, il carico medio è nell'ordine di una quarantina di gigawatt, il carico di picco nel 2024 si è palesato alle 14.38, se non ricordo male, no, alle 9.30, scusate, alle 9.30 del 18 luglio ed ammontava a 53,52 gigawatt di potenza, ok? Questo è quello che ci chiede la rete, quello che in un qualche modo Terna è costretta a fornire. È costretta a fornire, perché un altro aspetto importante in tutta la discussione è che l'energia elettrica è una brutta bestia. L'energia elettrica, come mi hanno spiegato, diciamo, il professore Bucchieri, deve essere fatta quanta ne serve, preferibilmente dove serve, e esattamente quando serve. È estremamente complicato conservarla e poi verremo alla questione degli accumuli, che è strategica, che è molto importante, ma che in questo momento, diciamo, ci vede in grossa difficoltà dal punto di vista tecnologico. Bene, questo è l'andamento del bilancio di energia, quindi il breakdown, diciamo, la distribuzione del contributo delle varie fonti energetiche che ha il Paese Italia nel rispondere a quella richiesta che avete visto prima, d'accordo? Come potete osservare, il grosso, quello rossettino, non so se riuscite a vederlo, è thermal, cioè 123 terawattora, l'Italia consuma orientativamente 310, 320, 330 terawattora all'anno. Bene, 123 di questi, cioè il 40%, vengono da combustibili fossili. Questa è energia, da non confondere con la potenza. Okay? Questo è, diciamo, il denaro contante in termini, diciamo, di joule, di energia che ho messo in giro nel mio sistema. A scendere il contributo successivo è l'idroelettrico, che è assolutamente importante al nostro paese e che è praticamente saturo e che è molto importante per due aspetti. In primo luogo perché contribuisce, 52 gigawatt su 300 è il 16%, è una cifra non indifferente, e in secondo luogo perché possiamo sfruttare l'idroelettrico come sistema di accumulo, come diceva il professore Butera prima. E diciamo questo è, come dire, una fonte un'ancora di salvezza per alcuni aspetti. A seguire, net foreign exchange. Noi compriamo 51 gigawattora di energia dall'esterno. Il 16%, poco meno, diciamo, della quota idro, noi siamo costretti a comprarla ogni anno da fuori. Okay? E la compriamo con un complessissimo meccanismo che mi hanno spiegato, perché, diciamo, questo non è esattamente, diciamo, come dire, come mi guadagno il pane io quotidianamente, ma con un complessissimo meccanismo che prevede una contrattazione del kilowattora ora per ora. C'è una borsa dell'energia che movimenta il prezzo ora per ora. Bene, a scendere, è importante osservare come la quota fotovoltaico e fotovoltaico e eolico, importantissime, e detto da un nucleare può sembrare una cosa assurda, ma credetemi non lo è, questa quota ammonta a circa un'altra cinquantina di gigawatt, cioè circa il 16%. Questa quota del 16% sull'energia fornita è in questo momento, diciamo, il meglio che noi possiamo fare, ed è poco. È poco per i limiti, i vincoli di questa tipologia di impianti, e lo si riconosce se poi l'andiamo a raffrontare al quantitativo di potenza installata, cioè cosa posso fare, cosa faccio. La potenza installata da fonte eolica e fotovoltaica è dell'ordine di 60-65 gigawatt, quasi uguale a quella installata di tipo convenzionale. Però, a fronte di questa parità, più o meno, diciamo, sostanziale, l'intermittenza della fonte
solare e della fonte eolica, che ahimè non dipende da nessuno, dipende diciamo da come siamo fatti e dal luogo in cui viviamo, ci pone questo vincolo. Bene, giusto per andare avanti, per non annoiarvi, questo è lo stesso tipo di grafico che avete, scusate, questo è lo stesso tipo di grafico che avete visto prima, però allargato nel dettaglio di un giorno. Questo è quello che è successo tra l'altro ieri e ieri, che è esattamente quando ho fatto questa presentazione. Perché è importante questo grafico? Perché ci fa vedere una cosa assolutamente essenziale. Il grosso della domanda viene colmata dall'area rossa, cioè dalle fonti fossili. E ci fa vedere una cosa ancora più importante, cioè ci fa vedere come, vedete la zona gialla, che è la zona fotovoltaica, per intenderci, ok? Non mi voglio accanire contro il fotovoltaico, ma è un esempio chiaro ed evidente di fonte intermittente, perché? Perché è distribuita nel territorio, quindi c'è, diciamo, e probabilmente ce ne dovrebbe essere anche di più. Vedete, come potete osservare, la quota gialla nelle ore della notte ha un contributo nullo, c'è solo una linea. Dopodiché il dominio giallo si allarga, diventa sostanziale, colma la richiesta fluttuante, la richiesta di picco, come è giusto che sia, e dopodiché si richiude quando giunge il vespro, per intenderci, quando inizia a scendere. Questa è l'energia prodotta, non è la potenza installata, questo è l'effetto netto, che è quello a cui dobbiamo guardare, perché è quello che dobbiamo produrre e, se volete volgarmente, anche vendere. Ora, vabbè, qua possiamo skippare, questo è il breakdown vedete, vi dicevo poc'anzi, noi abbiamo 77 gigawatt, scusate, di potenza di picco da fonte rinnovabile installata, che è una cifra di tutto rispetto e che potrebbe essere incrementata e soprattutto potrebbe essere anche distribuita meglio nel territorio. Ho scoperto con mia grande sorpresa che il grosso di questa potenza installata, per esempio, non è installata al sud Italia, non è installata in Sicilia, che è assolutamente indietro sotto questo punto di vista. Io sono rimasto, basito, non è, come vi dicevo, la maniera con cui mi guadagno il pane quotidianamente, ma sono rimasto assolutamente sorpreso nello scoprire che il grosso di questi impianti è installato in Lombardia e Piemonte, dove uno dice, ma perché? In realtà poi, a ben vedere, il perché non è neanche così tanto lontano, perché installare un impianto costa, per ovvi motivi, c'è un costo capitale che non è quello dell'impianto nucleare, per ovvi motivi, ma e dunque dove li trovi? Lì dove ci sono i soldi per poterli costruire. Ok, skippiamo velocemente e veniamo agli accumuli. Questa è una cosa molto importante. In questo momento gli accumuli, cioè tutte le installazioni che ci consentono di immagazzinare l'energia e quindi ci consentono di fare tesoro del surplus di produzione di fotovoltaico e eolico, che è il vero tesoro che questo tipo di fonti ci possono restituire, cioè l'idea di darci energia che poi ci possiamo giocare quando vogliamo. Bene, in questo momento siamo combinati in questo modo. Abbiamo una potenza totale installata di 10 gigawatt. Di questi, grossolanamente 5 sono dovuti all'idroelettrico, quindi sono gli accumuli veri, gli accumuli efficaci, quelli che realmente possiamo utilizzare e quelli che realmente possono avere un capacity factor, cioè quindi una possibilità di essere impiegati nel tempo, dunque tradursi in energia, che è reale, è significativa. D'altro canto, i rimanenti 5 gigawatt sono, come dire, capillarmente distribuiti sotto forma di accumuli chimici, sostanzialmente di batterie accoppiate a impianti FER, quindi a impianti fotovoltaici o a impianti eolici. Ora, questa quota, questi 5 gigawatt, come potenza non sono in grado di riuscire a sopperire ai 20 di carico base di cui parlavamo prima. Se anche lavorassero sempre, non ci consentirebbero di garantire questo carico base, ok? Non solo. Il problema fondamentale qual è? Che non possono lavorare sempre, perché trattandosi di batterie, pur avendo fatto uno sforzo significativo in termini di potenza, quindi hanno una capacità che non è sicuramente quella degli ultimi di 10 anni fa, per intendere, quale il professore Silvestri mi può bloccare e correggere e bacchettare come a lezione,
Ma in realtà, quando questa potenza la vogliamo convertire in energia, che è la moneta spicciola alla quale dobbiamo guardare, è l'effetto utile al quale ci dobbiamo appassionare, bene, la traduzione diventa estremamente più bassa. E la prova di ciò sta in quel grafico che vi ho fatto vedere prima, quando c'era quella zona gialla che ci rappresentava l'energia netta, utile, fornita dagli impianti fotovoltaici. Se gli accumuli fotovoltaici effettivamente potessero funzionare a lungo tempo, quindi potessero funzionare per almeno 12 ore, le 12 ore in cui c'è buio, per intenderci, quella curva gialla non l'avremmo vista aprirsi e chiudere esattamente in corrispondenza alle ore del giorno, ma l'avremmo vista rimanere dipanata, aperta anche al vespro, all'imbrunire e perché no, anche a sera. Ok? Cosa vuol dire? Che su questo bisogna lavorare. Su questo bisogna lavorare. Perché bisogna lavorare? E perché lo dice un nucleare? Perché il paradigma che dobbiamo, a mio avviso, timidamente, accettare nell'accostarci a questo problema, molto freddamente, molto cinicamente, molto razionalmente, è non più il paradigma recitato e acquisito negli anni 90, inizi anni 2000 e così via, di contrapposizione tra la fonte nucleare e la fonte rinnovabile. Questo è tecnicamente sbagliato, significa non avere compreso il problema. Il paradigma al quale bisogna guardare è il paradigma dell'integrazione. Le due fonti insistono su domini di utenza, d'uso, insistono su necessità che sono completamente differenti. La fonte nucleare deve ambire unicamente a fare ciò che sa fare, o meglio a dare un contributo a ciò che sa fare, cioè rispondere al carico di base. Per dirla in maniera molto, molto semplice, semplicistica, un reattore nucleare è un affarino, è una pila che una volta fatto partire deve lavorare quanto più possibile tranquillo e calmo a punto fisso, e lavora tranquillo e calmo a punto fisso. Un reattore nucleare, ve lo farò vedere, ha capacity factor che sono tipicamente di 0,85 e 0,9, non possono essere 1 per un motivo molto semplice, perché ogni anno, una volta all'anno, per almeno un mese deve essere fermato per cambiare il combustibile. Questo è una cosa quasi inevitabile, essendo una pila e non essendo un reattore. E quindi è in questo dominio che devono insistere, che non è il dominio delle fonti rinnovabili, che invece devono essere potenziate per sopperire alla componente rimanente del carico medio e del carico fluttuante, senza costringerci a pagare come Sistema Italia quei 50, 52, 53, insomma, quella cinquantina di gigawattora che ogni anno paghiamo, che sono un costo per le nostre aziende. Perché questo? Perché il carico di base è il carico delle aziende, è il carico delle attività produttive, è quella parte della domanda che maggiormente incide, che fa sì che il problema energetico maggiormente incida sulle attività industriali. Ora, seguono una serie di slide, non voglio mangiarmi tutto il tempo, però usiamo questa come ultima slide di definizione. Perché l'energia nucleare? Che contributo può dare? L'energia nucleare ha tutta una serie di vantaggi e tutta una serie di svantaggi che tipicamente sono molto più interessanti per uno che fa ricerca come me rispetto a quanto non possano essere i vantaggi, perché sono comunque problemi da risolvere e quindi è una cosa che mi piace di più. Quindi tendenzialmente mi trovo meglio a parlare degli svantaggi, ma in questo caso, da buon venditore, vi ho elencato i vantaggi. Perché vi ho elencato i vantaggi? Perché sono i motivi per cui ha senso e sono i motivi per cui questo tipo di fonte è annoverata tra le fonti a bassa emissione ed è stata recentemente inserita nel marzo del 2022 dall'Unione Europea nell'ambito della tassonomia delle fonti a bassa emissione, nonché nell'ambito del Net Zero Industry Act, cioè è considerata come una fonte al pari delle rinnovabili, dell'eolico, del solare, con le sue specificità ovviamente, per carità. Perché? Perché ha un'alta intensità energetica ed è questa la cosa più importante. Questo è il vero motivo per cui chiacchieriamo oggi di energia nucleare, se no non ci sarebbe alcun motivo di chiacchierarne. Noi riusciamo a tirar fuori con reazioni di fissione e
auspicabilmente con quelle di fusione, cui sono più sentimentalmente legato, un quantitativo di energia per unità di massa che è dai 2 milioni e mezzo ai 10 milioni di volte più grande rispetto a quello che possiamo tirar fuori con le reazioni di combustione. Cosa vuol dire? Che la stessa energia la produciamo con un quantitativo di massa, di combustibile, che è circa 1 milione di volte più basso. Ok? Questa differenza è cruciale ed è il punto sul quale bisogna porre l'attenzione quando si parla di queste cose. Ci richiama all'ordine sul tema degli ordini di grandezza, sul tema delle scorie, che è un problema, diciamo, che deve essere affrontato, ma che deve essere affrontato con la chiarezza dell'ordine di grandezza. Dopodiché ha basse emissioni di gas serra. Anche qui spesso si dice che il nucleare non ha emissioni di gas serra, non è vero, perché la centrale la devo comunque costruire. Un camion ci sarà che porterà il cemento, un omino ci sarà che avrà l'aria condizionata accesa. Ha bassissime emissioni di gas serra, ma ce le ha. Siamo nell'ordine tra una decina di grammi per kilowattora, comparabile all'eolico per intenderci. Ha un'elevata disponibilità, cioè è una fonte continua, permanente, costante, buona per il carico base. Ha elevati standard di sicurezza e affidabilità. Questo chiaramente vi colpirà, sono certo che ognuno di voi dirà: ma che sta dicendo? Bene, questa percezione del rischio che avete, che è perfettamente comprensibile, si scontra con i numeri. I numeri, cioè i valori degli indicatori che utilizziamo per quantificare le caratteristiche di sicurezza e affidabilità di un qualunque impianto industriale, dicono il contrario. Ok? Questo vuol dire che non ci sono stati problemi, sarei sciocco a dirvi il contrario, perché sono sotto gli occhi di tutti e ci hanno colpito e ci colpiscono. Ma, giusto come inciso, è la percezione del rischio che ce li fa vivere in maniera più intensa, perché vi assicuro io che di incidenti ben più gravi, ben più, impattanti rispetto a quelli che stanno nelle vostre teste, ne sono avvenuti in impianti chimici a partire da Bhopal in India, e pochi di voi, secondo me, se lo ricordano. Bene, infine, elevata vita utile degli impianti. Sono macchine che costano un sacco, ha ragione il prof. Butera, costano tanto. Un reattore costa da 5 a 6 a 7 miliardi, ha un costo che oscilla tra i 2.500 e i 7.000 euro per kilowattora elettrico installato, è assai. Ma sono macchine complicate, sono macchine grandi, sono macchine imponenti, ma si fanno ripagare, perché camminano per un periodo di vita che varia, che inizialmente era previsto 40 anni, adesso, vi farei vedere, è stato esteso da 60 a 80 anni. In questo momento ci sono reattori che lavorano da 80 anni e hanno superato gli stress test negli Stati Uniti, e gli esercenti, ovviamente, non ne costruiscono di nuovi laddove c'è la possibilità di farlo. Perché? Perché mungono quelli che hanno. Finisco. È una fonte che è economicamente competitiva. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che, al di là di tutti i giochetti che possiamo fare con l'LCO, che sono chiaramente figli del tipo di capacity factor che utilizziamo, certo, se io dico che costruisco una cosa di 7 miliardi, la tengo ferma, è chiaro che quel kilowattora che farà mi costerà l'ira di Dio. Se però utilizzo capacity factor realistici, queste stime rientrano classicamente nell'intorno di quei $100 a kilowattora elettrico, che, sono in un qualche modo lo standard. Ora io mi taccio perché mi sa che ho sfiorato, perché vedo Marina che mi guarda, e sono pronto, a eventuali domande. Grazie per l'attenzione. Sì, complimenti, un'ottima relazione. Professore Butera, avvicinati. Allora, proviamo a semplificare, ad aprire un po' un dibattito su quello che abbiamo sentito. Tutte e due relazioni estremamente interessanti, tra l'altro devo dire non particolarmente ideologiche. Secondo me su questo tema non può esserci ideologia, esatto. non su una parte, che è la prima, sulla quale io tendo a essere abbastanza talebano, se mi passate il termine. Sì. Cioè, il problema energetico non è soltanto un problema industriale, è un problema globale. Perché tutti gli indici, a partire dall'Human Development Index, tutti gli indici sociologici che in un qualche modo correlano lo stato di vita di una popolazione,
diciamo, quantificano il benessere di una popolazione e ci dicono che Sì. questo è strettamente connesso alla disponibilità di energia pro capite. E questo significa istruzione, significa consapevolezza, significa abbattere barriere sociali, significa crescita del paese, crescita del mondo, se vogliamo, nel complesso. La cosa che mi fa specie, non so se qualcuno di voi se lo chiede, è come si studia l'energia nucleare in una università come quella di Palermo, quali sono gli obiettivi, cioè che cosa ce ne facciamo di questi ingegneri così competenti, con questi esperti. Alla fine lavorano anche per altri paesi, perché il nostro paese fino a questo momento non si è prestato al nucleare, no? Tienilo, non fa niente, dai, non... Allora, in realtà l'Italia è un paese strano, è il mio paese, ma diciamo, non posso che dire che sia un paese strano, perché a dispetto del totale disimpegno sul piano della politica energetica degli ultimi 40 anni, sul versante del nucleare, l'Italia è uno tra i paesi che ha maggiormente investito sulla ricerca nucleare in Europa negli ultimi 40 anni. Noi siamo il secondo contributore in termini di budget per attività di ricerca per la fusione nucleare, secondi solo ai tedeschi, che tradizionalmente sono i primi su tutto, e come sono i primi a contribuire, sono i primi a prendere, diciamo, questo sicuramente. Quindi in realtà, diciamo, la comunità accademica, la comunità di ricerca Si prepara da molto. Sì, ma non ha, sia sul piano della fusione, che è il mio, insomma, quello a cui sono, diciamo, in un qualche modo legato, ma anche sul piano della fissione, diciamo, che ovviamente è basico, cioè, dirigendo un gruppo mi occupo anche di quello. Ma, diciamo, in un qualche modo non abbiamo sentito una, come dire, mancanza. Un'influenza. Certo, non ci sono stati fondi per la ricerca governativi, gli ultimi risalgono al 2010, una roba del genere, ricerca di sistema elettrico, piani di realizzazione annuale, ma diciamo erano davvero mollichine, ma sono comunque rientrati tramite i progetti Horizon 2020, Horizon Europe, Quindi Europa, i programmi quadro, FP7, FP8, FP9. Cioè, quindi non si è smesso mai di studiare il nucleare nonostante l'Italia. Assolutamente. Si vede, infatti. Anzi, paradossalmente, c'è una cosa che, diciamo, che, come dire, tradizionalmente si dice nell'ambiente nucleare, cioè si dice che per un ricercatore che si occupa di tematiche nucleari è paradossalmente meglio che in Italia non si faccia nucleare. Questo, diciamo, va declinato in maniera ancora più forte nel caso della fusione, perché fin tanto che non si fa, allora si può continuare a studiare e c'è ancora trippa per gatti. Diciamo, sotto questo punto di vista non abbiamo sentito una grossa difficoltà, perché ciò che non è arrivato al paese Italia è arrivato tramite Europa per i fondi che l'Italia, diciamo, questo stanziava, è abbastanza per la chiaro. partecipazione. Coinvolgiamo il professore Butera per chiedergli molto banalmente: ti ha convinto? Appunto, dato che l'obiettivo era quello. No, perché dico, vabbè, ci sono dei punti specifici che si possono contestare, però poi vorrei dire qualcosa di un po' diverso. Diciamo che intanto, se devo usarlo come carico di base, non devo mettere l'eolico, quindi alla fine l'obiettivo qual è? Ridurre la quota di rinnovabile e favorire il nucleare. È verissimo, lo uso come carico di base, ma siccome l'eolico e il solare devono arrivare al quasi il 90%, abbiamo anche degli impegni europei, non li possiamo dimenticare. Quando fai vedere tutta quella roba del fossile cosa fa, e la carico di... Certo, vero, ma abbiamo l'impegno europeo, allora ce ne freghiamo e decidiamo che invece facciamo il nucleare perché tanto così non emettiamo e quindi arriviamo al 2050 senza emissioni. Allora però dobbiamo dire usciamo dall'Europa perché ci ha dato dei target di rinnovabili. Quindi qui ci sono delle contraddizioni abbastanza forti. Dopodiché sull'accumulo ci sarebbero molte cose da dire in più, nel senso che ci sono molte altre opportunità oltre che solo idroelettrico, c'è il pompaggio. Se avessimo tempo avevo preparato 2 slide per far vedere come funzionano, però ecco, io vorrei uscire da
contrasto conviene o non conviene, dice vabbè, è la più... No, però professore, su questo mi permetto di dirti una cosa, però è una mia semplificazione, no? Da giornalista che cerca di capire quali sono i concetti fondamentali. Quello che io colgo, volendo molto semplificare, è che la tua tesi dice costa davvero troppo il nucleare, non ci conviene. La tesi del professore Di Maio è un'altra, comunque non basterebbe, anche se costa molto di meno. Ho sbagliato? Assolutamente, non è per niente vero che le rinnovabili non possono bastare, ci sono fior di studi fatti da istituzioni che hanno il loro prestigio, quindi che parlano di 100% rinnovabile. Questo è un obiettivo da aversi. L'Australia sta andando 100% rinnovabile. Non è vero che non si può fare. Si può fare benissimo perché le soluzioni tecnologiche per garantire l'accumulo, anche per la problematica dell'accumulo stagionale, che è la cosa più critica, non è tanto quello giorno per giorno. Il problema è che io, andando in un futuro energetico in cui non ci saranno più le caldaie ma le pompe di calore per il riscaldamento, io avrò una domanda elettrica elevatissima anche d'inverno. Però il sole d'inverno non c'è, o ce n'è di meno, quindi dovrò accumulare, come si fa nelle storie, c'è l'animale, che cos'è, la formica che accumula per la stagione successiva, no? E questo deve essere fatto e si può fare, ci sono tutti i conti fatti, per cui conviene, nel senso che non è vero che la somma di accumulo stagionale più rinnovabili costi più del nucleare. Quindi è una presa di posizione a prioristica, che esce anche, che dimentica il fatto che ci sono delle lobby che premono. Ecco, rispetto a questo che dici, professore Di Maio, perché secondo me non è inverosimile quello che dice allora, Fredi. attenzione però a fare gli occhiali. E allora, diciamo, la questione, diciamo, delle lobby è una questione, come dire, multiforme, nel senso che le lobby esistono in tutti i campi. Ora, io non sono un grande esperto di lobby, quindi non starò qui a raccontarvi, diciamo, delle cose che non so, perché, diciamo, sono tutto tranne che un tuttologo, assolutamente. Quindi, diciamo, il mio atteggiamento è classicamente quello di guardare i numeri e vedere, diciamo, vedere quello che mi dicono, e vedere, diciamo, di capire quello che mi dicono. Quello che ho percepito nella piccola esperienza anche di frequentazione negli ambiti ministeriali, queste chiacchierate che in qualche modo vengono fuori, è che sicuramente c'è una grande tendenza da parte dell'industria italiana come dire, ad agire sul governo perché il governo faccia qualcosa sul piano energetico, perché, diciamo, il costo del kilowattora italiano è diventato insostenibile per le attività produttive. Questo, diciamo, determina un problema serio che ho sentito nelle loro parole urgente, di sopravvivenza sul mercato, di maggiori profitti. Questo poi ognuno di noi, diciamo, ha la sua idea. E l'industria italiana, e soprattutto l'industria italiana pesante, cioè l'industria italiana che si occupa della ferraglia, che è un po' quella che è chiamata in causa quando si tratta di costruire impianti di taglia così grande, è un'industria, paradossalmente, questo è un altro paradosso italiano, è un'industria particolarmente fiorente, perché a dispetto di quello che ha fatto il nostro paese, l'industria meccanica nucleare italiana, Ansaldo, ma non solo Ansaldo, Valtertosto, Mangiarotti e così via, ha il secondo fatturato in Europa e seconda solo ai francesi. Quindi è sicuro, cioè alla domanda c'è una pressione, ma vogliamo che non ci sia. Ma pensate, scusate, ma possiamo essere così ingenui da dimenticare che analoghe e ben più forti non lo so, analoghe pressioni ci sono state anche all'albori, diciamo, dell'introduzione della distribuzione, della perfusione delle fonti rinnovabili, che qui in Sicilia abbiamo visto, diciamo, le loro forme più deleterie, di cui non voglio ricordare gli scandali che ci hanno contraddistinto, e diciamo, la corsa a acchiappare il conto energie. Però questo secondo me è un prezzo che un paese
come dire, probabilmente dall'anima nera è corrotto, come tutti i paesi, diciamo, del mondo, della vecchia Europa, comunque del mondo occidentale, paga perché? Per poter far maturare una tecnologia. Il mio giudizio sulle fonti rinnovabili non è che si incrina perché c'è stato un passaggio iniziale in cui le lobby rinnovabili hanno agito in maniera tale da approfittarsi del conto energia. No, era un passaggio dovuto, perché adesso abbiamo un prodotto che ci è utile, che è infungibile. Io, diciamo, più che io, i numeri ci dicono che non può lavorare sul carico di base, ma su questo col prof. Butera potremmo discutere per una vita, ma al di là di questo, è utile. E adesso costa molto meno di quanto costava tanto tempo fa. E allora probabilmente, anzi io direi sicuramente, delle pressioni nella direzione di un'azione del governo nella ripresa delle attività nucleari ci sono state, fanno parte della normale, diciamo, dialettica governativa, ci sono state sia in ambito fissione che, e su questo, come dire, tendo a essere abbastanza più preciso perché è proprio il mio mondo, ci sono state anche in ambito fusione. Eni ha recentemente investito 500 milioni di euro in un reattore a fusione e 500 milioni di euro, vi assicuro io, non sono pochi, sono la metà di quanto l'Unione Europea ha messo nel programma quadro FP8, scusate, un terzo di quanto ha messo l'Unione Europea nell'FP8 e un terzo di quanto ha messo in FP9 per le attività di fusione per tutta Europa. Eni, come? Sei un fiume in pieno. No, scusa, avete ragione, perdonatemi, avete ragione. Quindi, diciamo, anche in quel campo ci sono state greenwashing, probabilmente. Ci può essere dietro quello che diceva lui poc'anzi, cioè la voglia di iniziare per distogliere e rimanere così. Questa è un'ipotesi che io non scarterei, anche in forza del fatto che, diciamo, il principale consigliere economico del Presidente del Consiglio è Descalzi, che sicuramente, se ha investito 500 milioni di euro sulla fusione, ne ha molti di più investiti sul gas and oil. Quindi questo è uno dei pochi punti su cui io e lui sicuramente andiamo d'accordo. No, sì, è magnifico, infatti. No, ecco, il fatto comunque parte ogni storia. Dico, la cosa incredibile è che molti di voi non lo sapranno. Il governo italiano ha prodotto dei documenti che facevano la strategia italiana al 2050. Il primo documento è uscito nel 2021 sotto il governo Draghi, che escludeva qualsiasi ipotesi di nucleare. Poi c'è stato un altro documento fondante che è il PNIEC, il piano energetico, diavolo quello che fino all'anno scorso non includeva il nucleare. E si arrivava al 2050 con le rinnovabili e con un'altra schifezza che andava e che va combattuta, che si chiama il sotterramento della CO2 per accontentare Descalzi, così continua a vendere il petrolio e il gas. Punto qual è? Il problema non è tecnico, tecnicamente ci si arriva, il problema non è economico, economicamente ci si arriva sempre perché, scusate, quando io metto in relazione il costo a me con il costo sociale, ci sono i costi sociali dei prodotti e noi facciamo sempre riferimento al costo per l'azienda e per me e non al costo sociale. A quel punto, appena metti i costi sociali, appena vedi gli impatti ambientali, cambia tutto. Quindi lasciamo perdere, perché è di estrema complessità analizzarlo. Quello che io dico è che è un modello culturale. Prendi sempre lo stesso documento che io ho citato per giustificare la necessità, perché ripeto, fino all'anno scorso non c'era il nucleare, perché ragazzi, dice il documento, guardate che dobbiamo rispettare il principio della neutralità tecnologica. Che dice il principio? Dice che non c'è una tecnologia che è meglio di un'altra, è il mercato e i suoi operatori che devono decidere e scegliere qual è quella migliore. Hai capito? Allora facciamo una cosa, facciamo con i farmaci la cosa, la neutralità farmacologica. Io ho una malattia,
Vado dal medico, il medico ha davanti a sé 7 farmaci diversi, costano diversamente, uno di più, uno di meno, ognuno di quelli si guarda il bugiardino e c'è quello che ha il fatto del diabete, lo frega, quell'altro invece se c'ha l'ipertensione è fottuto, e così via continuando. Neutralità tecnologica, sceglie il mercato, cioè la casa farmaceutica più abile a convincere il medico è quella che vince e mi ammazza. Capite com'è il punto? Cioè, questa deformazione totale è l'iperliberismo. E dietro c'è ancora un'ultima cosa che secondo me è la più importante, che forse è quella che sarebbe più interessante che discutessimo, non tanto questi tecnicismi, perché, ripeto, i conti li puoi fare come vuoi. I modelli di simulazione, è lo stesso modello, il TEMIS, usato dall'RSE, che sarebbe il centro di ricerca su cui si basa, a cui si affida il Ministero dell'Ambiente per fare tutti questi conti, perché sono modelli complicatissimi, sapete? Non è che si fanno così su 2 piedi. Lo stesso modello fino all'altro ieri diceva che si arrivava con sole rinnovabili. Ieri invece dice che ci vuole il nucleare. Ma stiamo scherzando? Allora, aspetta. No, ma scusa, vorrei finire una cosa soltanto approfittando che lui si è fermato. C'è un fatto fondamentale che dobbiamo pensare veramente. Dobbiamo piantarla di pensare a domani. Sapete com'è la situazione? Che noi da 300 anni abbiamo abbandonato il modello di funzionamento del sistema Terra con noi inclusi. Noi, salvo errori locali che pagavamo pesantemente, eravamo integrati nei modelli della biosfera. Utilizzavamo una sola fonte energetica, quella solare, in tutte le sue manifestazioni. E avevamo un ciclo, sempre gli stessi materiali che utilizzavamo in agricoltura e anche altrove. Questo principio, questo modello, una sola fonte che è quella e che è limitata, quantità di materiali che sono limitati, bene, questo modello è cominciato in maniera semplificata 3 miliardi e mezzo di anni fa, in mare soltanto, sulla Terra 450 milioni di anni fa. Tutto ha funzionato, non c'è stato niente di guai, arriviamo noi, usiamo il modello, estrai, produci, usa, getta, nucleare, uranio, estrai, arricchisci, usa, getta, perfettamente in linea, e in 200 anni abbiamo devastato questo pianeta. Ma ce ne rendiamo conto che c'è qualcosa di fondamentale che va cambiato? Il concetto di limite. Che me ne faccio di tutta questa energia? Io con il nucleare non ho limiti. Ma anche... Ma perfetto, sì, certo. E ora vi spiego come funziona. No, scusate, lasciami finire e poi lascio la parola a te. Però è fissione, poi sarà il reattore autofertilizzante, poi sarà la fusione e io avrò sempre più energia. Scusate, ma dell'energia che cosa me ne faccio io? Per il poveraccio gli serve per arrivare a un livello di vita decente. Per noi che poveracci non siamo, ci serve per continuare a produrre sempre di più, per consumare sempre di più, per produrre sempre di più, per consumare sempre di più, buttare, creare rifiuti, questo e quell'altro, girare, ma il rifiuto lo riciclo, certo, allora però ci vuole energia per riciclarlo e così via. Il mio esimio collega conosce meglio di me il secondo principio della termodinamica, che parla dell'entropia. Se io estraggo la risorsa energetica dal pianeta Terra, nei prossimi, sempre continuando così, l'entropia del sistema Terra aumenta. Aumentare l'entropia significa degrado, devastazione, prima o poi. Non a caso da 3 miliardi e mezzo di anni questo non è avvenuto, perché c'era che l'entropia prodotta dal sistema Terra era perfettamente bilanciata da un flusso compensante di entropia negativa che veniva dal Sole. O rientriamo in questo modello o noi no, ce ne fottiamo, però
pensiamo alla specie, fra 200 anni, fra 50, fra 200, quello che volete. Hanno calcolato che anche se smettessimo completamente di emettere CO2 e altre cose che fanno schifo a livello dell'effetto serra, aumentassimo del 1% nei paesi sviluppati e del 3% all'anno i consumi energetici con la fusione, bella, bellissima, perfetta. Nel giro di 100 anni la temperatura della Terra comunque aumenta perché produciamo calore. Questo è il punto. No, nel senso che diciamo alcune piccole considerazioni. Intanto, diciamo, partendo da prima, intanto l'idea che diciamo di indulgere al nucleare, l'idea che un paese cambi e riveda le proprie strategie energetiche è assolutamente normale e fisiologica, non c'è nulla di male. Anche perché gli scenari, non è che esiste uno scenario energetico, esistono tanti scenari energetici. Esisteva uno scenario energetico che era quello costruito da una commissione che non aveva al suo interno un esperto di nucleare, che quindi non poteva che produrre uno scenario energetico senza nucleare. Questo, diciamo, mi sembra, diciamo, invocando il secondo principio della termodinamica, mi sembra assolutamente evidente, che prevedeva un passaggio attraverso un tentativo, uno scenario, con un tentativo di risolvere tutto con le rinnovabili. Questo però cosa implica? Implica, oltre alle difficoltà che vi dicevo, che sono fisiche, quindi su quelle c'è poco da discutere, di rispondenza al carico di base, implica il sovradimensionamento del sistema elettrico, del sistema di produzione, diciamo, quasi il 70% in più di quello che dobbiamo installare, proprio per tener conto, per compensare l'aleatorietà nei vari posti, quindi installo di più e installo di più dappertutto in maniera tale che compenso la mancanza da una parte con la presenza dall'altra, e richiede anche un incremento, questo scenario, di 70 gigawatt nelle infrastrutture di rete. Ora, tra le tante valutazioni che si devono fare quando si stima il costo dell'energia, c'è anche la valutazione legata al carico economico che imputo alla rete per effetto del fatto che ciò che produco è intermittente e fluttuante. Ora non voglio scendere troppo nel dettaglio. Questo è impattante. Era uno scenario. Il nuovo governo, o chi per lui in un qualche modo, ne ha fatto produrre un altro, che è un altro scenario, che è più contenuto, in cui, diciamo, la quota alla quale si fa riferimento, che comunque non credo che sia il DL sostenibilità, perché io quelle cifre non le ho trovate, nel decreto non ci sono cifre, le cifre, l'11%, 12% di share nucleare, nel decreto non ci sono. No, sono nel PNIEC, non sono nel DDL, perché lo scenario è riportato del PNIEC. No, perché il DDL, uno dei problemi del DDL, questo poi ne chiacchieriamo a luci spente, è che non indica né cifre. Forza prof, soldi. Che voglio fare delle domande finali e dare un po' di spazio, abbiamo gli ultimi minuti. No, giusto una cosa sul sì. tema della decrescita felice. Sì. Questo è un'osservazione, come dire, è un concetto economico, è un concetto ideologico concepito da Serge Latouche. Però sul tema della decrescita felice io ho due osservazioni. La prima è, come dire, legata a quanto ognuno di noi è in cuor suo pronto a rinunciare del suo, in primo luogo ai messaggi WhatsApp, che sono terribilmente energivori. Ne discutavamo col professore Silvestri quando ci siamo incontrati per preparare questo seminario. In secondo luogo c'è un problema etico non indifferente. Io non posso ora chiedere decrescita felice a più di metà di una popolazione mondiale che fino ad ora ho sfruttato. Non posso dire ora a un cinese che ha vissuto con 50 centesimi al giorno che non deve avere il cellulare. Beh, allora pensiamo a... Questo è complicato. Scusa, io l'ho precisato. I paesi in via di sviluppo, il discorso è diverso, la crescita devono averla. Sono dei paesi sviluppati di cui io sto parlando. Il problema è questo, che i paesi in via di sviluppo sono tanti e sono popolosi. Noi siamo un'eccezione, noi pesiamo poco. Cito solo l'Africa, altro che decrescita felice. Che sta arrivando. Ma guardiamo Cina e India, per non parlare dei BRICS in generale. Beh, allora, quello che dice lui, cioè, io lo coniugo in maniera un po' diversa.
Ecco, forse su questo possiamo trovare un punto diciamo, di convergenza, cioè secondo me sarebbe più giusto in queste discussioni porre l'accento anche su un'altra fonte energetica della quale non abbiamo discusso, che è a disposizione di tutti e che costa zero, che passa attraverso un po' di educazione energetica, che è il risparmio. Il risparmio energetico, coniugato in termini di risparmio energetico, quello che sta dicendo lui, diventa sacrosanto. Perché non c'è nessun motivo di sfidare il secondo principio della termodinamica, lasciando le lampadine accese la sera in ufficio o lasciando la stanza accesa mentre me ne vado da un'altra parte o facendo flussare acqua mentre mi muovo da una parte all'altra del lavandino. Quello è un peccato termodinamico. In questi termini io sono d'accordissimo con lui. Vediamo se c'è una domanda, qualche domanda, e ci avviamo rapidamente alla fine. Se no faccio un paio di domande io. Vedi un po' che strani fenomeni poltergeist. Allontana quel telefono, per favore. Allora, no, qualche domanda la faccio io. Comincio da te, professore Di Maio. Intanto, rapidissimamente, questi piccoli reattori nucleari che dovrebbero essere adottati, diciamo, in ambito civile, come sarebbero, quanto costerebbero, chi li gestirebbero? Perché poi alla fine la paura è un dato da non sottovalutare. Allora, molto semplicemente. Intanto il DDL nucleare sostenibile non dice che si utilizzeranno, non dice che tipo diciamo di reattori questo. verranno utilizzati e non lo può dire, intanto perché non è conveniente dirlo, in secondo luogo perché non è ancora necessariamente chiaro e in terzo luogo perché il vero problema è se voglio iniziare adesso, e adesso in un problema energetico significa in una scala di almeno 10 anni, cioè da 5 a 7 anni, se voglio iniziare ora perché sento cogente il problema dell'emergenza climatica, devo ragionevolmente scegliere quello che c'è ora sul mercato, non che c'è ora, diciamo, in via di sviluppo, quello che c'è ora sul mercato. Se devo comprare il latte al supermercato, devo comprare quello che è sullo scaffale. Però a me risulta, e penso anche a voi, che ci sia già una grande mobilitazione. Allora, la mobilitazione c'è perché? Perché c'è comunque, perché il mercato è ormai europeo. E allora, non è vero che c'è un solo SMR, come diceva poc'anzi il prof. Butera, di SMR, di reattori modulari, ne esistono al momento in fase di sviluppo più o meno avanzato, 84. In Italia? No, al mondo. Perdono. 84 filiere, 84 tipologie. NuScale, di cui parlava lui, è una di queste, che hanno diversi livelli di sviluppo. Per esempio, l'SMR di punta francese che si chiama Neward, che è quello finanziato da EDF, l'Enel francese per intenderci, ha già avuto il pre-licensing da parte dell'autorità francese, finlandese e ceca. Cioè loro hanno già il concetto pronto, prelicenziato. Cosa vuol dire? Vuol dire che nel 2026-2027 potrebbe essere installato. Reattori, esiste già un reattore SMR installato ovviamente in Cina, dove il licensing è più veloce, perché questo pesa, e ne esistono di altri tipi, diciamo fondamentalmente di L'Italia ne ha americana. studiati? Allora, in Italia è una situazione strana, nel senso che c'è una compagnia italiana che si chiama Nucleo, che sta sviluppando un suo SMR che conta di commercializzare nel 2035. Ma io, per prassi mia personale, diciamo, attendo il licensing, perché il licensing, cioè il riconoscimento della dignità industriale a un impianto, è un passaggio cruciale. Un impianto nucleare, per essere licenziato, e quindi per poter essere prodotto su scala industriale e poter essere installato, deve passare un quantitativo di vagli, uno spettro di analisi numeriche, teoriche e sperimentali al banco che è fantascientifico. Sono scenari dell'ordine di 2, 3, 4.000 tipologie di eventi diversi. Quanto che costa vengono una struttura considerati. del genere e quante industrie italiane se la potrebbero permettere? Allora, le industrie italiane proprio perché il mercato, ti dicevo, è europeo e il mercato degli SMR è europeo, l'Unione Europea ha lanciato l'anno scorso, credo, c'è in una slide, una cosa che si chiama l'Alleanza per gli SMR, capitanata dalla Francia, che è un'alleanza che contempla sia enti governativi che utility, che
diciamo, aziende della supply chain. E l'Italia partecipa con le principali aziende. Perché? Perché l'Italia in questo momento ha un'industria elettromeccanica che gli consente di produrre, unica nel suo genere in Europa, 8 vessel all'anno, 8 contenitori, diciamo, i contenitori per 8 reattori. Questa è una cosa, diciamo, che come dire, a uno che del settore colpisce, perché è una cosa davvero enorme, enorme, e quindi per questo motivo l'industria italiana è in un qualche modo coinvolta e spinge. Okay? Ora, che questo possa essere il presupposto perché l'Italia scelga gli SMR, a proposito della lobbying di cui parlava il professore Butera, questo dipende da così tanti fattori, da così tanti aspetti di carattere politico, di carattere economico, di carattere lobbistico, che diciamo sarebbe quantomeno poco saggio da ipocrita da parte mia dire se è così o è colì. Professore, è lì la faccenda? Ditemi dove posso comprarne uno e me lo vado a comprare. Questo è il punto, non c'è, punto. Poi ne parliamo nel momento in cui sarà disponibile, non solo, a costi precisi, a tempi precisi, così. Per quanto riguarda quelli, diciamo, tradizionali, questo non ci pensa nessuno, a questa roba qui, perché i costi, cioè in Occidente sono almeno 13 anni, 14 anni, noi abbiamo il limite del 2050, ci dimentichiamo sempre che abbiamo preso degli impegni e non c'è niente da fare. Quindi, all'audizione che ho fatto io pure alla Camera c'era l'Enel, questi hanno detto una cosa sanissima, dice, ma guardate, noi siamo degli operatori, quando ci sarà sul mercato un SMR noi valuteremo costi, vantaggi economici, dopodiché sulla base di questo decideremo, cioè in questo momento sì, lo so, però per dire che questo è l'unico approccio ragionevole su questa roba, è inutile stare a parlare di altro. Questo è, d'altro canto non si esce da questa realtà, non ci sono, punto. Non è che non ci sono. Allora, i reattori oggi, se li volessimo comprare... Ti dico che sto sviluppando un sistema di accumulo. Ti dico che sto sviluppando un sistema di accumulo magico, cui è la stessa cosa. No, attenzione, non è la stessa cosa, no. Forza, che è l'ultima domanda. Dico, i reattori oggi ci sono, EPR, AP1000, AP600, sono operativi, sono in vendita, la Cina li compra, li installa, il Giappone li compra. Questo è un altro diverso, lei ha detto che non ci sono, ma ci sono. Gli SMR, alcuni, Neward per esempio, sono già prelicenziati, nel 2026 saranno installati. La domanda è, saranno quelli che sceglierà l'Italia se dovesse scegliere un piano nucleare? Dipende da troppi fattori. Ci sono gruppi italiani che stanno investendo su questi progetti, secondo me tu lo sai. Perché ci sono. Professore Silvestri, avvicinati. No, forse ci saranno anche altri che vorranno intervenire, penso. Comunque io volevo fare due considerazioni. Una è questo rientro, diciamo, ritorno all'energia solare a tutti i costi, eccetera. È bello, diciamo, però nel momento stesso in cui tu dici ma per tutti, cioè andiamo a prendere i cinesi, andiamo a prendere i thailandesi, andiamo a prendere eccetera, eccetera, il fabbisogno energetico a questo punto aumenta naturalmente, cioè rispetto al piatto attuale, né puoi pensare di svuotare di energia questa parte del mondo per darla a loro. Questa è quindi diciamo un problema energetico del futuro. Scordiamoci il problema del futuro. Il problema del futuro è lì invece, perché questa miseria, queste difficoltà eccetera accumulano tensioni, creano problemi, quindi inevitabilmente si dovrà pensare anche a loro, anzi bisogna pensare a loro essenzialmente, e questo, credo che su questo siamo d'accordo. E a questo punto mi ricollego ai bollettini annuali, il World Energy Outlook, questo dell'IEA, che viene pubblicato annualmente, in cui, ma sono ormai 20 anni almeno, che l'IEA continua a dire, l'International Energy Agency, continua a dire bisogna puntare sul mix energetico. Il mix energetico è fondamentale perché questa monocultura del fossile sta distruggendo il pianeta
Io ho sentito alcuni interventi di Birol, il presidente dell'IEA, che l'ha detto in maniera assolutamente chiara, cioè è una politica suicida che il mondo sta perseguendo e quindi bisogna, come disse Draghi una volta a proposito dei fabbisogni invece finanziari dell'Unione Europea, whatever it takes, qualunque cosa in questo momento può aiutare se risolve i problemi. Sono d'accordo con Fredi quando dice questo disegno, questa proposta di legge, questo disegno di legge non risolve i problemi, cioè non mette assolutamente a nudo quali sono le possibilità reali per l'Italia di intervenire. Quindi quando tu poi ci hai fatto vedere questo è falso, è innegabile, è nelle cose. Però da questo a, come dire, andare invece a valutazioni più, come dire, fredde, distaccate, di questo mix energetico, come può essere composto. Per esempio, la stessa IEA non solo nel suo report ovviamente mette la quota del nucleare, ma nelle prospettive, negli outlook, non fa previsioni sulla diminuzione del nucleare a fronte delle fonti energetiche rinnovabili, che sono ovviamente super sposate dall'IEA. L'IEA accetta anche un mix senza emissioni, perché in questo momento con emissioni trascurabili. Scusate, c'è stato un sabotaggio evidentemente. E con emissioni trascurabili, secondo me l'IEA mette il nucleare come fonte possibile con lo stesso criterio di Draghi, cioè qualunque cosa possa servire per diminuire l'impatto del carbonio e quindi il biossido di carbonio e tutti i prodotti correlati. Quindi io penso, tanto veramente vi ringrazio per questa messa a fuoco sul presente. Fredi è stato perfetto nel descrivere, diciamo, come dire, non voglio dire l'imbroglio, ma sicuramente l'ambiguità. Però Ecco, posso aggiungere una cosa? No, non te lo do il permesso. Finisco subito dicendo, Fredi è stato perfetto, ha messo in luce questa inadeguatezza dei nostri progetti inventati nell'ultimo anno. E di questo io penso che dobbiamo essere. Però quando Sandro Di Maio dice però guardate che ci sono delle possibilità di contributo, soprattutto per questa quota di base del nucleare, non trascuriamolo, e secondo me ideologicamente non ci si dovrebbe opporre a una cosa del genere, perché in questo momento probabilmente potrebbe servire nel momento in cui effettivamente quello che si dice di nuova generazione, ma che cos'è la nuova generazione? Non c'è niente di generato. Non è il problema della nuova generazione, non c'è niente di generato di nuovo, sono tutte quante cose vecchie che si continua a contrabbandare con etichette, insomma si cambia l'etichetta e deve essere insomma, qualcosa di nuovo. Io per me... No, una piccola chiosa potrebbe essere che non ci salviamo se non rischiamo, mi pare di capire, cioè in qualche modo l'umanità rischia sempre di farsi male da sé. E che la sicurezza e l'indipendenza energetica ce la possono dare solo il sole e il vento. Va bene, grazie.